Buonasera a tutti e bentornati a Novis. Ai partite che stamattina de sede de protezione civile di Palme, la seconda chiame di medicinis, farmaci destinati ai feriti e di spatriati che vengono da Ucraina. Tant che il prim convoi partita ai vot di marcia, anche questa è intrecciata al confine tra Romania e Ucraina, c'è molto domandati il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. A informare è stato il vicepresidente regionale Riccardi che ha detto anche che sono sempre in corso i lavori per portare in Slovacchia il campo rifugiati di 250 posti. E tutti i comuni dal territorio sono da ora a mobilitarsi per ospitare femmine e frutti in fuite de guerre e per inviare aiuti alle Ucraine. Intanto che ieri in Daura a preparare un'altra chiame di inviare con la protezione civile, l'ha contato il sindac di Premarias, Michele De Sabata, sono arrivati dos feminis ucrainis ospitati in tale nostri comuni di Unessur. Nos hanno contato che sono stati su una settimana sotto dai bombardamenti a Kharkiv prima di arrivare a Stiampà. Più di 2 tonnellate di magliative per chians e gas e centinaia di accessori sono stati consegnati dal comune di Udin all'associazione Friuli-Ucraina indirizzata ai dispatriati in fuite de guerre. A Racqueio sono stati uffici di anagrafe e tianine con le donazioni dai cittadini. O si stati sommergiuti di donazioni, l'ha commentata Claudia Basaldella, consigliere comunale con deleghe, tutele e al benestare dagli animali. La raccolta la indevant fino alla fin d'emergenze, ma cui che l'ha donata già, volendo di un grande grazie. A sono 5 le vittime dal Covid in regione, tra che sono femmine di 50 anni di Pordenone e un di 62 anni di Cordenone, 10 pazienti ricoverati in terapie intensive, con 150 persone accettate in altri servizi medici, 640 news positivi, scuierts mediante più di 10.000 tampons tra molecolari e svelzi, una trentina di casi scuierts in tal sistema sanitario regionale. Il governo ha bloccato le vendite dal gruppo cinese di Alpi Aviation, la società di San Quarin, produttore di velivoli e alte tecnologie, finita in una investigazione dei Guardia di Finanza di Pordenone. L'esecutiva ha concluso che i soggetti coinvolti avrebbero invuto di notificare l'operazione che si cedeva il 75% dei quotis a una società di Hong Kong, in realtà riferibili a aziende cinesi. All'estate chiatate installate di Nuft al Sopwest il PAL memorativo titolata Norma Cossetto, dislirisate di int non identificate dos news fa. Chiatata qualche centinaio di metri da sede, è stata plantata al Sopwest con un blocco di cemento per evitare altri dams. Il sindaco Fontanini e l'assessore sicurezza Ciani, che hanno assistito a 9 poiade, valuteranno come se installare un sistema di videocontrollo e ho sentito sulle vicende il sindaco di Udin. Perché questa cartella è stata mettuta poco più di un mese fa, quando abbiamo fatto le giornate del ricordo dedicate ai martiri istriani, a quelle persone che sono state scoppate, infoibate. Norma Cossetto è stata violentata e dopo anche io infoibate. E quindi non capisco qui calà questo odio nei confronti di queste figure. Questa taronda è stata intitolata a ieri, è già la seconda volta che queste pala vengono buttate giù, quindi una roba gravissima. Noi abbiamo voluto subito tornare a metterlo, perché non accettiamo queste violenze nei confronti di una figura di una femmina che ha domepatite e che l'unica colpa che aveva era che favelava per italiano, insomma, e per qualcuno ha subito purtroppo queste grandi violenze. Quindi io spero che sia le ultime volte, perché Udin è una città democratica e le persone non hanno di comportarsi in questa maniera, che hanno fatto che si vergognino e che non lo fanno poi. Pat per Autonomie ha organizzato un incontro sul tema dell'energia elettrica di fonti rinnovabili per invitare la regione a investire sul green. Qui in regione Covente mettuti beslica Coventi. Noi pensiamo che sia indispensabile in quel momento qui aiutare in particolare il mondo delle imprese
permette sistemi di produzione di energia rinnovabili, in particolare sistemi di pannelli fotovoltaici, sui impianti produttivi, sui capanoni, sulle aree che non possono essere operate in altre maniere, perché è un sistema di produzione regionale di energia che sia un po' più autonomo, un po' più indipendente dalle matérias che succedono sul mercato globale. No? La cronaca di chi dice che non stia care di imprese che addirittura affermano gli stabilimenti, mettono i dipendenti in cassa integrazione perché l'energia costa masse. Ecco, noi abbiamo domandato di tanto tempo, in tutte le legislature, di finanziare le imprese in che direzione che in DDV non è stato mettuto €1. Sono state mettute su tutte le altre robe, ma non per aiutare le imprese sulla produzione energetica. E il Comune a Pordenone ha presentato un plan di riqualificazione delle aree verde di Vie Fratelli Bandiera che porterà a nascite di un new park urbano. Al recupero di un'area la DEIU ha displeato il sindaco Alessandro Ciriani, senza consumare altri terreni. È un investimento di quasi 3 milioni di euro con l'obiettivo di eliminare chiasi disabitati e poi abbandonati per tornare a terreni e aer ai comunità. Il parco sarà di più o meno 1600 metri quadri. Ha concluduto il Scindi che permetterà un collegamento tra i centri e la prime periferie. E per queste sere alle dutte, Novi Saltorne, l'unis di sere. Mandi, arriviò di sì.